Appassionati bianconeri di Udinese Channel, il via alla stagione dell'Udinese lo avremo quest'oggi in quel di Klagenfurt. Le immagini che ci arrivano live dal bell'impianto e molto grande impianto di Klagenfurt, dove lo Schalke 04 affronterà l'Udinese di Stefano Colantuono. A sinistra, a centrocampo Höger, Goretzka e Neustaedter, mentre sarà Draxler a cucire il gioco dietro alle due punte che saranno Choupo-Moting e Klaas-Jan Huntelaar, conoscenza anche del calcio italiano, capitano al pari di Domizzi, la maglia dell'Udinese. Jan 35, Sobotka con il 36, Platte, e poi da qui in poi tutti classe 96, praticamente 41. Sforzo profuso in campo. Ricordiamo che lo Schalke 04 ha ovviamente qualche giorno di preparazione in più rispetto all'Udinese. La palla di Choupo-Moting per il sinistro di Draxler, primo brivido, ha provato una via di mezzo tra il tiro e il passaggio a Klaas-Jan Huntelaar. Guilherme apre per Terò, oggi inusualmente con il numero 16, Bruno Fernandes può piazzare, tira, e la parata in calcio d'angolo di Farman, attento sul suo palo al 17esimo, squillo dell'Udinese. Terò danza sulla sfera Cyril, lo scarico è per Guilherme che apre benissimo dall'altra parte, Brede Nilsson che la stoppa male, e che occasione qui per l'Udinese, ma sull'asse questi due ragazzi si conoscono bene, che non si è fidato della presa. Ancora una volta la verticale trovata scoperta la difesa dello Schalke, ma in Germania, nato a Bochum, cresciuto nelle giovanili dello stesso Bochum. Poi il passaggio allo Schalke, con il quale ha collezionato più di 150 presenze in Bundesliga. Attenzione al cross di Caisara, basso, e sfiora il vantaggio lo Schalke 04 con un taglio sempre preciso e puntuale ancora di Goretzka. Lo porta ad avere tantissima voglia di ricominciare bene quest'anno. Attenzione al buco centrale con Draxler, Huntelaar, la palla nella zona di Aogo, Scuffet in due tempi, la tiene lì. E ancora Schalke che si sta destando, è uscito dal guscio la formazione tedesca, anche Valerio Verre in questa lista. Sono tre giocatori dalle caratteristiche diverse. Attenzione al cross, Huntelaar, il vantaggio dello Schalke 04 con una bella azione, tre tocchi, il cross di Kolasinac, il piattone d'interno piede dell'olandese. Huntelaar trova il gol, prende posizione nel cuore dell'area, Domizzi non lo riprende più sul cross di Kolasinac. Danilo che era stato tirato fuori dall'ottimo movimento di Choupo-Moting che ha iniziato questa azione. Difesa dell'Udinese che si è trovata così scoperta, 2 contro 2. Morbido, morbidissimo il sinistro di Kolasinac. Bello l'assist per la rete, attesi per il 16 luglio. Attenzione al cross di Pasquale, evita il peggio Neustaedter con la chiusura. C'era Terò pronto a metterla nel sacco. Rivediamo la smanacciata di Farman per anticipare Danilo, che anche probabilmente manderà le squadre negli spogliatoi. Lo fa adesso il signor Krasnitzer con il 15, staffetta che invece Lucas Evangelista dovrebbe aver fatto senza troppi dubbi, con proprio scende un po' più basso. E sulla sua linea arriva anche Lucas Evangelista, alternato con Bruno Fernandes. Che movimento di Choupo-Moting, Romo la inchioda lì, gran parata da parte di Rafael Romo sul bolide. Rivediamo il bolide di Choupo-Moting, Romo che si distende bene, tiro sostanzialmente centrale ma violentissimo da parte di direi è proibitiva per Draxler, da questa inquadratura larga lo si capisce bene. Parte Draxler, Romo deve distendersi sulla destra, è buono il tuffo da parte di Rafael Romo. Nero. La regia ci ripropone il tuffo di Romo, come abbiamo detto, la destro di Totò Di Natale, che da lì può sicuramente fare male, chissà, non possa trovare proprio lui il primo gol della stagione bianconera. Attenzione a Di Natale, il gol di Totò Di Natale che la piazza all'angolino. È come sbagliarsi quando si presenta lui alla conclusione. Svegliarlo e portarlo qui a giocare, lui il gol probabilmente lo avrebbe fatto lo stesso. Totò Di Natale, campione immenso
deve arrendersi Farman alla conclusione velenosa e tagliata di Di Natale e le grandi colpe del che attenzione, adesso però cerca un break a centrocampo con Sobotka che allarga nella zona di Lokmar, ancora il tiro di Lokmar, Romo con un miracolo la toglie dall'incrocio dei pali e va a prendersi il 5 di tutti i giocatori. Attenzione per i giovani giocatori dello Schalke quando parte Di Natale, la palla deviata, Aguirre si pesta i piedi credo proprio con Valerio Verre, che è importante per l'Udinese, un pareggio importante anche per lo Schalke, non c'è il recupero, finisce così 1-1 con i gol degli attaccanti più attesi. Huntelaar e l'inquadrato, Totò Di Natale, un giocatore davvero eccezionale. Rete, attesi per il 16 luglio, attenzione al cross di Pasquale, evita il peggio Nostater con la chiusura, c'era Terò pronto a metterla nel sacco. Rivediamo la smanacciata di Farman per anticipare Danilo che anche ovviamente manderà le squadre negli spogliatoi, lo fa adesso il signor Krasnitzer con il 15, staffetta che invece Lucas Evangelista dovrebbe aver fatto senza troppi dubbi con proprio scende un po' più basso e sulla sua linea arriva anche Lucas Evangelista alternato con Bruno Fernandes, che movimento di Choupo-Moting, Romo la inchioda lì, gran parata da parte di Raffaele Romo sul bolide. Rivediamo il bolide di Choupo-Moting, Romo che si distende bene, tiro sostanzialmente centrale ma violentissimo da parte di direi è proibitiva per Draxler. Appassionati bianconeri di Udinese Channel, il via alla stagione dell'Udinese lo avremo quest'oggi in quel di Klagenfurt, le immagini che ci arrivano live dal bell'impianto e molto grande impianto di Klagenfurt dove lo Schalke 04 affronterà l'Udinese di Stefano Colantuono, lo sinistro a centrocampo Höger, Goretzka e Nostater, mentre sarà Draxler a cucire il gioco dietro alle due punte che saranno Choupo-Moting e Klaas-Jan Huntelaar, conoscenza anche del calcio italiano, capitano al pari di Domizzi, la maglia dell'Udinese, Jan 35, Sobotka con il 36, Platte e poi da qui in poi tutti classe 96, praticamente 41 sforzo profuso in campo. Ricordiamo che lo Schalke 04 ha ovviamente qualche giorno di preparazione in più rispetto all'Udinese. La palla di Choupo-Moting per il sinistro di Draxler, primo brivido, ha provato una via di mezzo tra il tiro e il passaggio a Klaas-Jan Huntelaar. Guilherme apre per Terò, oggi inusualmente con il numero 16, Bruno Fernandes può piazzare, tira e la parata in calcio d'angolo di Farman, attento sul suo palo al 17esimo, squillo dell'Udinese. Terò danza sulla sfera Cyril, lo scarico è per Guilherme che apre benissimo dall'altra parte, Brede Nilsson che la stoppa male e che occasione qui per l'Udinese, ma sull'asse questi due ragazzi si conoscono bene, che non si è fidato della presa. Ancora una volta la verticale trovata scoperta la difesa dello Schalke, ma in Germania, nato a Bochum, cresciuto nelle giovanili dello stesso Bochum. Poi il passaggio allo Schalke con il quale ha collezionato più di 150 presenze in Bundesliga. Attenzione al cross di Caisara, basso e sfiora il vantaggio lo Schalke 04 con un taglio sempre preciso e puntuale ancora di Goretzka, che lo porta ad avere tantissima voglia di ricominciare bene quest'anno. Attenzione al buco centrale con Draxler, Huntelaar, la palla nella zona di Aogo, Scuffet in due tempi la tiene lì. E ancora Schalke che si sta destando, è uscito dal guscio la formazione tedesca, anche Valerio Verre in questa lista. Sono tre giocatori dalle caratteristiche diverse. Attenzione al cross, Huntelaar, il vantaggio dello Schalke 04 con una bella azione, tre tocchi, il cross di Kolasinac, il piattone d'interno piede dell'olandese, Huntelaar trova il gol. Prende posizione nel cuore dell'area, Domizzi non lo riprende più sul cross di Kolasinac. Danilo che era stato tirato fuori dall'ottimo movimento di Choupo-Moting che ha iniziato questa azione. Difesa dell'Udinese che si è trovata così scoperta, 2 contro 2. Morbido, morbidissimo il sinistro di Kolasinac. Bello l'assist per la da questa inquadratura larga, lo si capisce bene. Parte Draxler, Romo deve distendersi sulla destra, è buono il tuffo da parte di Raffaele Romo. Nero. La regia ci ripropone il tuffo di Romo, come abbiamo detto, la distanza di Totò Di Natale, che da lì
può sicuramente fare male, chissà. Non possa trovare proprio lui il primo gol della stagione bianconera. Attenzione a Di Natale, il gol di Totò Di Natale che la piazza all'angolino. È come sbagliarsi quando si presenta lui alla conclusione. Di svegliarlo e portarlo qui a giocare, lui il gol probabilmente lo avrebbe fatto lo stesso. Totò Di Natale, campione immenso, deve arrendersi. Farman alla conclusione velenosa e tagliata di Di Natale e le grandi